Pietro Luotti, questo che tiene Montecchio per la seconda volta in questo campionato finisce con un successo della formazione in bianco-verde, però penso tu abbia visto due Montecchio diversi all'andata e al ritorno, no? Sì, sicuramente due formazioni completamente diverse, i nuovi innesti Català e Dal Santo, che sono due giocatori di Serie 1 con una grandissima esperienza, hanno fatto la differenza. Il Montecchio adesso è una squadra che deve puntare per forza ai primi posti perché ha un organico per farlo e quindi è dovere per loro poterci provare o doverci provare. Prima in commento con Giorgio Casarotto, insomma, tra le tante variabili con cui si sarebbe affrontata questa partita abbiamo messo dentro anche la partita di martedì che vi ha visti vittoriosi contro il Correggio e vi ha fatto accedere alla finalissima di Coppa Italia. Secondo te ha inciso l'extra effort di martedì su questa partita o no? Credo che non abbia inciso più di tanto, ha inciso tanto il fattore mentale. Oggi siamo stati nervosi dal primo istante e questo ha condizionato la nostra partita per colpa nostra alla fine, perché per errori che possono commettere giocatori, arbitri o noi stessi non possiamo farci condizionare dal nostro nervosismo, perché abbiamo visto che poi il risultato è quello che c'è scritto sul tabellone. Un'ultima domanda, quelli bravi dicono che anche dalle sconfitte bisogna imparare a portarsi a casa qualcosa. Voi cosa comunque vi portate a casa da questa sera? Beh, come ne parlavamo prima anche col capitano, ritornando al discorso del nervosismo, abbiamo capito che il nervosismo è una brutta bestia e quindi dobbiamo completamente eliminarlo, e quando si presenta dobbiamo far finta di non sentirlo e giocare sereni e tranquilli per provare a portare a casa il risultato. Va bene, grazie mille Pietro, Grazie. alla prossima.